Beppe Gri, ma com'è? Un passamontagna avevo messo io avevo come messo un passamontagna, ma senti, a chi solo refice, che è ecologico, che si accatta 100.000 euro su, scusa l'occhiale che c'è il sole, si accatta 100.000 euro su, elettrico, 800.000 cavalli, costruito col sudore dei bambini sfruttati africani, perché un giudice che mi impressa una lapa, che c'è quello zio qua, la lapa c'è, una lapa elettrica, dicelo che mi impressa una lapa. Che se non faccio io, cosa sta a fare? Nuccio Paola, due o tre bottoglioni da barbere, che io si mette un passamontagna e ti viene a levare munizia a te. Beppe Gri, un secchino che mi ci cancellasti dove tappi perché qualcuno ti disse questo è pericoloso, prende il sopravvento. Non abbiate timore, ragazzi, sto recitando, non abbiate timore, non abbiate timore. O capisci che le persone mi tagliano, io che passo montagna le persone mi tagliano e tu, che sa fare? A munni la lapa, dice che all'orefice mi ha preso la lapa, a voi la linea, Beppe Gri, senti, anzi a proposito, non è là la macchina, che ti vieni all'auto, ti vieni a fare un servizio gratuito, quello che dovrebbero fare i cittadini lo facciamo noi, i fuochi, io non sogno fuoco, grillo io candubo lo sogno, i fuochi a tenatille.